Guardate tutti qua per piacere. Guardate qua. Io partirei dalla cosa che ha detto lei prima durante il discorso, quando ha ricordato l'emozione di guardare quegli schermi, quando sono meccanismi attaccati alle persone a noi care. Sì, questo appartiene però alla sfera privata, che un politico non dovrebbe mai parlarne, ne parlo perché me l'ha chiesto, ma a una di quelle macchine lì è stata attaccata la mia bambina quando aveva 2 mesi e quindi io, ahimè, ho imparato, non tutto, ho imparato ovviamente come si leggono i dati, ho imparato soprattutto, e questo è positivo, è una valenza generale, lo stato di sofferenza, di ansia che un genitore nel mio caso, ma anche un qualsiasi congiunto o un amico prova per chi è seduto in uno di quei letti e si sta giocando la vita e la morte. E quindi ho capito che che questo è per davvero uno di quei reparti sui quali occorre investire ancora, perché non deve essere lasciato nulla al caso. Ecco, per quello sono contento che qui a Padova, nonostante si possa anche pensare che in vista dell'apertura di un nuovo ospedale si possa risparmiare qualcosa, attendere, no. Invece noi vogliamo mantenere la qualità al massimo livello, che è eccelso, e anzi migliorarla e non perdere un solo secondo. Quanto lontano è questo nuovo ospedale? Ma non molto, perché io la partenza credo che sia proprio cosa di poco tempo, di settimane, mesi al massimo. Manca un atto, l'ho detto, è quello, la decisione, la formalizzazione della decisione dell'Università di Padova, e dopo c'è tutto, ognuno ha fatto il suo compito, il comune indicando l'area, la regione indicando le procedure, facendo il dominus, come si dice, della situazione. Manca l'atto dell'università e dopo si parte. Che sforzo è creare un reparto all'avanguardia come questo? Quanta collaborazione, quanti soldi vengono spesi, quanta fatica? Tantissima fatica, tantissimi soldi, però la ricompensa è la più evidente. Noi possiamo dirlo con grande tranquillità: abbiamo realizzato in Veneto una delle forme migliori di assistenza sanitaria del mondo. E questo significa non solo costruire, spendere, investire, ma significa, ed è la parte più difficile, mantenere al livello elevato la tecnologia e la formazione degli operatori che noi abbiamo. Lì è il difficile, lì non ci si può fermare un secondo, lì non si può sbagliare. È più facile costruire che mandare avanti, che mantenere ai livelli altissimi, però è quello che noi dobbiamo fare. Ha sottolineato lei stesso che manca ancora la rianimazione pediatrica. Questa è una cosa di cui, ma probabilmente per una vicenda personale, sento di più la mancanza. Sì, manca, perché pensiamoci tutti, un bambino di 2 anni, dico in fin di vita, perché quando uno va in reparto di rianimazione è in fin di vita. Adesso la percentuale di salvezza è del 90%, quindi però è un momento decisivo della vita. Non possiamo pensare che un bambino di 2, 3, 5 anni, 6 anni si svegli avendo accanto un uomo di 50 o un uomo di 70 che è appena stato operato. Non è possibile. Deve aprire gli occhi e vedere immagini di gioia, di riposo, deve vedere questo, deve avere i genitori più vicini di quello che probabilmente un reparto consente a invece quando ci sono altri ricoverati in condizioni magari più critiche di lui. Ecco, questo è da fare, manca.